Siamo qui con il secondo portiere della Pumas, Gabriel Dal Torrione. Una domanda generale intanto sulla partita. Come hai visto questo attacco alla zona messo in campo dai tuoi amici questa sera contro il Prato? Ma l'ho visto sicuramente un passo in avanti rispetto a quella che era stata la partita di 2 o 3 giornate fa in casa contro il Salerno. Avevamo preparata così la partita, sapevamo che ci sarebbe stato il rischio che il Prato si mettesse a zona. Abbiamo faticato i primi 5 o 6 minuti, ma nonostante tutto abbiamo trovato il gol anche grazie a un errore loro in fase difensiva. Poi abbiamo iniziato a girare meglio, infatti i gol nel secondo tempo sono arrivati e abbiamo chiuso la partita. È stato il tuo primo debutto in campionato, l'avevi già fatto in Coppa Italia. Come ti sei sentito fra i pali questa sera? Io mi sono sentito bene, anche perché venivamo da una buona settimana di allenamenti tutti, quindi quando la squadra va bene, anche il portiere in porta si sente più sicuro e più tranquillo quando entra. Raccoglievo fra parentesi l'eredità di Mechini che stava mantenendo la sua porta inviolata e quindi mi sono sentito un dovere di proseguire.